Amici bellini, sottovoce perché è notte come ai vecchi tempi. Oggi giornata di grande contenuti perché c'è la partita. Forse vi faccio arrivare anche la reaction prima perché mi sono reso conto che giochiamo prima, ma poi la live dopo. Però l'analisi del Como e tutte le schifenzie arbitrali possibili e immaginabili, quindi cominciamo. E voglio essere preciso perché so che il canale è frequentato, nel senso abbiamo anche una reputazione, una certa serietà che dobbiamo mantenere e non possiamo farci prendere dalla voglia con la sciarpa e al rigore fa. Viaggio, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. C'è anche la simulazione sul Fluizot, non ve la perdete, ieri sono andato live sul Fluizot, abbiamo parlato un po' di calcio, abbiamo fatto delle cose sfiziose, ma senza indugio, cavetto, per un po' di raffreddore, quindi statemi dietro. E partiamo da qui, perché dal primissimo pressing si vede che il Napoli parte forte in press e forse ve la posso dire in confidenza. Secondo me questa partita mi è piaciuta anche perché, avendola studiata prima e aspettandomela così, forse era più una soddisfazione mia, dice è proprio la partita che mi aspettavo, con gli accoppiamenti che però non mi persuadevano. E infatti qui vediamo subito un Neres che va sul centrale del Como, dietro di me c'è Smolcic, lo vedete qua, che invece era preso ad occhio da McTominay. Accoppiamento scontato, quello di Gilmour su Perrone, e poi in questo caso Nico Paz è da solo, ma è perché stiamo appena battendo e se arriva la pallata, buongiorno, serve che stia anche in aria. Però questa cosa qua non ha funzionato benissimo, tant'è vero che nel secondo tempo, come abbiamo già visto e detto, passerà McTominay a fare il primo pressing insieme a Højlund sui centrali. Però arriviamo subito a questo, che io vi ripeto in reaction non ho capito bene perché stavo pensando proprio al primo pressing così. E vediamo già uno scompaginamento generale perché Di Lorenzo terzino sinistro, in molti me lo avete scritto anche, ma perché eccetera eccetera, adesso lo vediamo e dobbiamo tornare un po' più indietro. Però qui siamo al 23esimo e 37 secondi, torniamo circa un minuto indietro su questo calcio d'angolo e qua è una delle mie curiosità che ho sempre avuto e che nessuno mi ha mai tolto, il perché quando poi si va a mettere i giocatori a zona sui calci d'angolo i terzini sono sempre invertiti. Poi in questo caso Di Lorenzo finisce per tenere la sua marcatura su Diao, però Di Lorenzo è qua e Spinazzola è qua e capita spesso, fateci caso, terzini sempre invertiti, quando poi si riparte sono invertiti, quando però poi ti riattaccano ti ritrovi invertito. Qui tra l'altro ci scordiamo un Morata selvaggio che proverà ad intervenire e non beccherà la palla e andiamo praticamente frame by frame. Qua il Napoli sale e credo che Rachmani qui stia intendendo questa è la linea, lui guida la difesa, quindi io sto salendo, questa è la linea che dovete tenere. Nel frattempo però Di Lorenzo dà un occhio anche dietro perché è rimasto Morata a disperarsi dietro di tutti, quindi chi lo deve seguire, chi lo deve andare a prendere, quindi già qua siamo un po' scompaginati, ma il Como con grande tranquillità riparte da dietro e si scambia il pallone. Vedete come si arriva fino a Butez e qua non mi fa impazzire Neres che sì va in pressing sul portiere, però devi sempre tenere chiuso questo passaggio facile verso il difensore che fa un passetto e si ritrova con tutto sto spazio avanti, quindi Neres che dovrebbe essere quello che va a attaccare il difensore e non il portiere, qui Conte ha detto il portiere è veramente bravo con i piedi, ci ha messo molta in difficoltà perché a quel punto devi un po' marcarteli entrambi e non ci siamo riusciti bene. Da qui riparte l'azione. Bene queste due marcature preventive con Gilmour su Perrone e Anghissà, credo su Caqueret, tant'è vero che il Como la lancia in avanti e qua l'avevamo anche riconquistata. Di Lorenzo in questa zona era rimasto terzino sinistro, quindi su Haddai, il problema è che la sparacchia e quindi la perdiamo di nuovo e a questo punto Gilmour perde un pochino il contatto con la sua marcatura. Ecco perché quando poi li prendi uomo su uomo o lo fai bene e lo fai sempre, se lo fai metà e metà il Como ha quella pazienza di aspettare che si liberino i giocatori. Troppa distanza tra Gilmour che è andato a coprire e Perrone che infatti prenderà il pallone qua e verticalizzerà su un Diao che pure si trovava non nella zona sua, aveva praticamente seguito Di Lorenzo, era rimasto sulla destra e però
andrà poi a sovraccaricare la sua fascia. Anche qui, secondo me, troppa distanza tra McTominay e Smolcic, e qua si crea quel triangolo che porterà poi al passaggio in profondità per Morata, Milinkovic-Savic, lo sappiamo. Interessante, me lo avevano fatto notare anche sul gruppo degli abbonati, la posizione di Smolcic che non si mette in questa zona qui come di solito si fa, ma si mette laterale, il che potrebbe essere un altro gioco psicologico con i portieri. Il tiratore in questo caso lui la tira verso destra, la tira un po' centrale, però la tira comunque verso destra, in modo che se Milinkovic-Savic la respinge esterna è facile che Smolcic ci possa arrivare prima degli altri. Ma di solito quello che è un errore, cioè la respinta centrale, perché Savic parte forte ma il tiro è più centrale, quindi se la ritrova quasi addosso, e la respinge centrale ci è andata meglio, perché poi sulla respinta centrale scavalca Morata e possiamo liberare. Se avesse fatto la più classica della respinta verso l'esterno, paradossalmente sarebbe stato più pericoloso. Ovviamente niente da dire su quel rigore là, dobbiamo essere serissimi ragazzi, perché sennò non ne usciamo più. Qua è una delle varie occasioni in cui McTominay si è fatto ingolosire dal tiro anche da distanze siderali. Io credo che qui avrebbe potuto provare un servizio per Højlund, che forse stava rientrando anche dal fuorigioco, e qua fa una buona parata a Butez. Mi è sembrato un pochino volerla risolvere lui, Scott, in questa partita. Poi nel secondo tempo ci sono tutta una serie di occasioncine per il Napoli, il colpo di testa di Højlund, il tiro di Politano, vari tiri di Politano. Mi soffermerei più sulla bellezza di Oriali, onestamente. La difficoltà di quando poi scegli degli accoppiamenti e devi fare le cose un po' a metà avviene quando una squadra che ha il coraggio del possesso palla e la convinzione di avere più palla rispetto a te poi fa quelle cose che di solito facciamo noi, e cioè un terzino destro che si butta dentro centralmente. Non è una cosa nuovissima che si è inventato Fabregas, ma Smolcic qua, come è capitato anche di vedere Di Lorenzo in quella zona, quando tu c'hai la palla lo puoi fare, ma quando ce l'hanno loro lo subisci, e quindi si crea distanza tra Buongiorno e Nico Paz che viene incontro, perché quell'inserimento qualcuno lo deve assorbire, e se non lo assorbe McTominay, che era deputato alla sua marcatura, lo deve fare Buongiorno. Qua veramente un peccato. Il passaggio era buono ma viene intercettato in questa zona, avrebbe dovuto farlo un pochino più così per arrivare a metà, Højlund ci sarebbe arrivato, peccato. E tutte azioni che non finiscono negli highlights, come per esempio in questo caso, vedete Buongiorno quanto segue, lo vedete qua dietro di me, Nico Paz fino oltre l'area, il centrocampo, ed Elmas che aveva preso il compito di Gilmour. Su Elmas poi vi devo far vedere una diapositiva. Tra l'altro ovviamente non vedete più Neres, perché qua adesso è compito di McTominay. E arriviamo al conquibus che voi mi avete mandato in tanti in privato, a qualcuno ho risposto, ad altri no. Volevo valutarla bene, non voglio dirvi stupidaggini. Partiamo da un presupposto, partiamo da una premessa fondamentale. 43esimo e 6 secondi è quando esce il pallone, quindi qui è fallo di fonte. Tenete d'occhio il timer, sono già passati una ventina di secondi e Butez sta ancora cincischiando. Prendo il pallone, lo porto al centro, poi lo do qua, l'arbitro lo guarda, fischia, dice muoviti, però non arriva mai né un cartellino né la regola degli 8 secondi è quando sei in gioco, ma qua qualcosa deve succedere. E invece no, si sono smaliziati quelli del Como, hanno imparato a buttarsi a terra, hanno imparato a simulare, hanno imparato a perdere tempo, e quindi una perdita di tempo costante già dal primo tempo vuol dire che per loro lo 0-0 andava più che bene. Però questo è il frame che mi fa dire onestamente che non avrei chiamato il calcio di rigore, nonostante il difensore la prenda con le mani in maniera evidente. Ma questo passaggio Butez lo fa con lo scavetto, e un passaggio con lo scavetto di solito non presuppone che tu stai riprendendo il gioco, gliela passi di piatto, è un'interpretazione. Ovviamente palla a terra, se non gliela dai con le mani può essere considerata, cioè l'arbitro può fischiarti il rigore contro, perché la palla sta a terra ferma e tu la stai passando a un tuo compagno, quindi lui che la prende con le mani rischia tantissimo. Io non lo avrei dato mai, anche perché immaginate le polemiche.
immaginati che già ne stanno facendo di ogni, e ne stanno dicendo di ogni, mistificando la realtà ad ogni piè sospinto, inventando anche alcune parole di Conte, infiocchettando, parlando di cosa hanno fatto. Stanno parlando di una gomitata di Højlund che non esiste, dove il Diego Carlos resta a terra per altri 50 secondi e non c'è niente proprio. Lo stesso Højlund mima il movimento che ha fatto, ma si appoggia proprio, non c'è proprio niente, nulla. E stanno dicendo allora questa è l'unica cosa. Perché? Perché vogliono contrastare il fallo di Bissek, ma noi non ci facciamo fregare, noi vediamo tutte le cose, e qua per me non si può chiamare il rigore. In questo momento la prende con le mani, continuano a scorrere i secondi, McTominay allarga le braccia come a dire perdiamo ancora tempo, non a richiamare un rigore. A quel punto Butez dice ma non ti preoccupare, la rilancio io, andate in avanti. Però aspetta, la prendo di nuovo con le mani e la riporto al centro, cioè da dove eravamo partiti, e siamo già intorno ai 40 secondi persi. L'arbitro fa una ramanzina, dice sembra quasi che sai poco. Allora, basta così, non si fa. E Butez perde altri secondi fino ad arrivare a più di 50 secondi tra la palla che esce e il rinvio. E io è più su questo che mi metterei a parlare, più che il rigore fantomatico eccetera eccetera. Un arbitro non può permettere che si perda così tanto tempo volontariamente, è inaccettabile. E questa foto di Oriali non passerà mai di moda. Ora però questo discorso sugli episodi lo dobbiamo allargare un attimo, senza però dimenticare le pagelle degli amici Bellini, perché l'arbitro si prende 5,5, mi sta bene il 3, mi sta bene il 4, il 5, il 5,5, quello che volete. L'importante è parlare degli episodi, dell'atteggiamento, delle cose fatte e non fatte. Incide? Forse no. Io credo che sia un bravo arbitro che però ha preso delle scelte discutibili. Gli amici Bellini danno 6 meno a Conte. Per me ci può stare, io ripeto, non gli imputo grandi cose se non quello degli accoppiamenti e forse la mancanza di un po' di coraggio ad un certo punto, ma secondo me c'era la consapevolezza di essere leggermente inferiori al Como come pericolosità in questa partita. Senza voto Lobotka, bentornato. Senza voto Lucca, buongiorno, come sta? Buongiorno, come sta? Lang 6, chissà se toccherà a lui o a Neres, penso più Neres stasera. Bene Gutierrez, io lo farei giocare Gutierrez stasera, onestamente. Entra bene, va anche al tiro, c'è un tunnel, personalità, insomma, giocatore da Champions secondo me. Elmas invece fa qualcosa di straordinario. E qua si alza il voto di Conte, perché io avrei messo anche sta centrale Elmas mezzala, e invece il ragazzo, a parte che va anche al tiro, e se quel tiro fosse stato deviato c'era McTominay nei paraggi. 52 minuti giocati, 37 tocchi, che non sono tantissimi, ma non sono pochi per quello che era la produzione del Napoli. 21 passaggi riusciti su 22, signori, sono numeri alla Lobotka, 95% di precisione. Un passaggio chiave, un cross preciso, un passaggio lungo preciso, un tiro in porta, un dribbling tentato e riuscito su 2, 7 duelli a terra vinti su 10, rinvii difensivi, intercetti, 5 contrasti. Che partita che ha fatto Elmas! Quindi se è vero che poi il premio Oriali dovrà andare a Milinkovic-Savic, probabilmente per me Elmas forse lo meritava. 5,5 Højlund, non ha avuto molte occasioni onestamente. 6 per Neres, 5 più Politano. Non vi pigliate collere, io glielo alzo a 5 meno, perché penso che senza Politano non si può giocare a calcio. A parte i meme, il tiro più pericoloso lo fa lui. Poi non è efficace purtroppo. Però 6 per McTominay, 6 per Gilmour, 6 per Anghissà, 6 per Spinazzola, 6 più per Buongiorno, piace il ritorno, la crescita di Buongiorno. 6,5 per Rachmani, gli dà più sicurezza avere il normalizzatore in difesa. Purtroppo prende il premio Michu di Lorenzo, che si deve scrollare di dosso un periodo di non brillantezza. E 7,5 il premio Oriali va a Savic. Qualcuno gli dà 10, qualcuno gli dà 6. Alla fine il rigore lo procura lui perché non riesce a frenare la sua uscita. Però abbiamo visto che tutto lo scompaginamento era capitato prima, e poi ci mette la pezza suprema. Poi però io do ascolto a Claudio Vivenzio, che ha raccolto un po' di dati. Merette ancora più pararigori di Savic, proprio a livello di numeri. Però Savic è sulla buona strada per rompere un paio di record,
Ma tutto ciò non mi basta, perché in Serie A sono successe varie cose. A partire da questa qua, ci hanno spiegato bene il famoso Dogso, cioè la chiara occasione da rete, deve portarti all'espulsione solo se si verificano i 4 punti, e uno di questi punti non si verifica perché la palla, giustamente ci dicono, ma è vero, va verso l'esterno, quindi a livello di regolamento ci può anche stare non considerarlo un Dogso. Alla fine però mi dovete dire il perché questo regolamento deve prevedere questi 4 punti, quando è evidente che questa occasione qua, senza il falciamento di Giovane, questa era una situazione che era più che pericolosa. Hanno tolto il concetto dell'ultimo uomo, ma qui si può parlare anche di un fallo arancione, cioè in teoria anche il fallo in se stesso potrebbe valere un cartellino rosso. Situazione grigia, se ci togliamo la sciarpa ne possiamo parlare. Ovviamente tifosi dell'Inter lo diranno in un modo netto, tifosi avversari lo diranno nell'altro modo. Io lo considero grigio, non è uno scandalo in nessuno dei casi. Qui non c'è più la cosa, però l'ho recuperato, perché questo invece è uno scandalo, e non parlo dell'episodio di Ranieri, ma parlo di questo calcetto che Guida dà a Saelemaekers. Io non posso essere uno che può essere tacciato di essere simpatizzante del Milan o di Saelemaekers o di odiare la Roma più di quanto non odio il Milan, così. Qui Guida è andato in freva, perché Saelemaekers è un grandissimo provocatore che ha quasi calpestato Wesley, che ha portato poi Wesley alla munizione, ha innervosito tutti. Quando Dybala sbaglia il rigore, o meglio Maignan lo para, Saelemaekers gli esulta proprio in faccia, si gira verso l'arbitro e gli esulta in faccia. Ovviamente non è un comportamento punibile, sto esultando sul posto, magari guardo a terra, ma si vede che è una provocazione. Lo stesso lo fa Fofana. Guida ha una reazione, come a dire mi stai dando fastidio, spostati, e questo calcetto istintivo che gli viene è una delle cose più gravi che abbia mai visto, perché non si può proprio accettare che un arbitro perda la calma, anche se provocato. Devi rispondere con i cartellini, devi rispondere andando magari in conferenza la sera stessa e dire questi atteggiamenti nei confronti degli arbitri non sono accettabili. Ma qua hai avuto uno scatto e non si può pensare. Questo pure è grigio. Qua la cosa che mi dispiace è come la raccontano, perché qui per esempio è Pistocchi. Tra l'altro Pistocchi, non so se avete mai visto le sue risposte sui suoi social, torna in cameretta macaco, cioè roba che veramente stendo un velo pietoso sull'atteggiamento di Pistocchi sui suoi post social. Intanto qua lui ritiene questo contatto falloso, e quindi assurdo che il VAR sia intervenuto per toglierlo. Quello che io ritengo assurdo è che questo contatto minimo, che porta magari al doppio scambetto, ma si sfiorano, situazione grigia, situazione che se sei tifoso della Fiorentina il rigore lo vuoi, e che sei tifoso di un'altra squadra dici io mi sono fermato, Pierotti si è fermato e tu sei inciampato da solo perché hai cercato il contatto con me per poi sgambettarti. Situazione grigia. Quello che non sopporto è che poi praticamente lo stesso fallo con Ildiz viene considerato in un modo, con Di Lorenzo invece si parla di un gesto antisporti, è un gesto antisporti, mentre questa qua dice no, era fallo proprio su Ranieri. Sul retrocoscia destro del giocatore della Fiorentina. Il direttore di gara sul terreno di gioco aveva visto bene. Il VAR manda al monitor l'arbitro e gli fa togliere, perché poi la responsabilità è del direttore di gara, e tolgono un calcio di rigore che a mio giudizio era corretto ed era giusto, che la Puan aveva valutato bene live sul terreno di gioco. Gravissimo che il VAR sia andato a toglierlo, più che altro gravissimo se l'arbitro rivede al monitor e, vedendo il contatto che lui aveva visto, non lo ritiene più necessario. Allora che avete fatto? Avete pensato all'intensità? Perché il contatto c'è e non si può dire che non c'è. Come ce la volete raccontare? E poi, se quello di Bissek si può ragionare come grigiezza, qui c'è una spinta a 2 mani di Dio Esposito su difensore del Verona, la palla recambolerescherà su Frese e l'Inter vince la partita. Questo è uno scandalo. Sto andando meglio al mantra, nel Classic sono ultimo, ma a voi non interessa. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, lasciate dei like perché questi sono i video divisivi e solo voi della community potete salvarmi da un algoritmo maledetto. Ci vediamo tra poco.
Ciao.